avventure spaziali di qualche bande in Friul. Anche mo che il colputa qui e... Mandi Federico, c'è con Benito? Oh, mandi Giacinto? Ci ho voluto capire che so io. Non hai tanti amici che diventano invisibili? Ah, giusto, poi. I pis? C'è? Tu hai smettato i pis? Orpa! Vai io, ma c'è stato facendo? Boh, chiaro, a parte le modestie, hai la mia più grande invenzione. Un missile spaziale. Un c'è? Un missile spaziale, un astronauta. E a c'è coventi, eh? E ci domande, a covente parla su ta spazi, ve? O hai deciso di esplorare il sistema solare? Con che largaina lì? Non tu mi sono mai stato convinto. Boh, di solito le macchine da Joms appuccino e rovini l'ambiente. Di sicuro non queste qui. Lei fate con materiali tornasse a mettere ad ogni e a funzione con una benzina speciale, una benzina di mia invenzione, che non sporchi, non inquine e par di più là senti un buon odore di rosis. Beh, non allora. E con cui va tu in tale spazi? Beh, non so res, non conosco nessuno che... E io? Non sono amici di avventure, io e te. Ma sicuro, stavi scherzando? O legno e teve. Vive! Ma non si è interato la mancanza da ton montagne, dal bosco? Beh, ho credo di sì. Ma non puoi mica lasciare di Bessol senza di mettere la resta a finire in Tiber Days? Così. A quest, pronto per svol? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Io e Federico, non eri mai stato così ad alto? Che le lettiere, cibiere di cassù, tutte blu, verde, marron. Che lì è le sorelle? Alle grandissime? E che bale d'ogni le lettiere, c'è easy, eh? La luna. Sembra la luna. Io le vedevi così. Si vede così perché una parte è a ombre. Non credo di aver capito. E sì, che è facile. Come no, anche la terra fa ombre e che le sta scuro, si tappone. Come ha tu capito? No, ma mi fidi. Incredibile, le due bellissime di cassù. Proprio un bel spettacolo. Tutto va bene fin quando passa Giove, poi prima di Vio di Saturni. Cesar che è questo rumore? È il pronto di gustare? No. Uff, peccato. Avevi fanti un buon fricco? È un'anomalia. Anomalie? No, no, grazie. Ho preferito un fricco. No, Giacinto, vuol dire che le anche non va bene. Una forza misteriosa lo sta trasportando. Che succede al Federico? Se non sono gli ostri! Aiuto! Spiete, si è tutto quietato. Bellon! E insomma, Insomma? C'è molto insomma? Ti ho detto che si è tutto quietato? beh, sì, ma il computer al dischio si finisce in un altro sistema planetari. Ah, ciò? Ma c'è vuoi al D? Che si perduto. Si fermino a domandare informazioni? E non credo che sia di così facile. O potresti andare là, da quel pianeta là. Vecca, o sei pronto. Perché ti metti tu un acquario sul chiaf? Non è un acquario, è tutto spaziale. Come è che si dopo in parlare sottaghe? Ora vi ho detto che non hai sbagliato di troppo. Così. Rivade a tiare perfette. Che planet? È bellissimo. Al sommer alle mettiare. Sono i flums, i boschi. È vero? Qui se sono anche abitanti. Beh, di sicuro l'aria era net e si può respirare. Non mi convente neanche più l'acquario, cioè il casco. Federico, chiare? La io si vede in chiasis?
Ma mi so me che a sedi un evore lontanis di chi? E più che lontanis mi sono mai picciolis. Come che il chi? Alle fin tra mai più piccolo di me? Mandi a me! E ti che te son, cosa dici? Ma c'è muffe veglial? Non si capisce nulla? E sta doprando la solenghe. Mandi, io o sui Fidri. E lui è Giacinto il sbilv. O vignin de tiare. Ti te parli, ma mi non te capisco. Mi son Faramir, te capì? Mi chiamo Faramir. Faramir? C'è voglia al di? Sarà il suo nome. Ah, ben, allora le più strane dal to. Mi è venuta un'idea. O comunicare con i disegni. Io mi chiamo Fidri, lui è Giacinto, o vignin dal planetiare, ma si sin pierdus. Ostia, ho capito. Adesso faccio anche me come loro, coi disegni. C'è le come capis? Si chiama Faramir. Chi planet si chiama Eldar. E lui è stata al paese di Fimos. E al disegno è miglior di te. Andiamo che faccio vedere casa mia. Hai capito ben? Hai al dite chiase? E non sporterà dal suo paese. Ma è un grum fantastic. Tutto in armonia con le nature. E tutto così piccolo? Ma se piccolo, a sto un evore di scomuta che ste chiase. E non sta di malavì. Hai veduto una robe strane, tan strambe. Ah, tu hai veduto che là hanno so che colori? Ah, è vero? Chiale, Faramir ha stato pranti le gas dai segnos. O crodi ve capit. Al dis che le za di un tocco il pianeta al piatto ogni di più i suoi colori. E tutti a so scontents. Al continuo e disint che chi si conta le liende di due foresti colas dal ciel. Che accomoderanno questa situazione e qui saressino? No? Ma c'è mo! Fidri, ha ragione lui. Tu sei l'unico al può giudaio. Al postai che le cause di questo accadimento al sedi anche le cause del parce che ho sin qui. A potresti essere tutte colpe di une stelle contrarie. Une che in tal paese di dà la luce alle chiol e così anche i colori. Di sicuro queste stelle ha una forte attrazione di gravità che non sa chiappat e Bon de parolonis. In pratica, c'è vino di fa? Beh, è chiaro. O fasarai su una macchine che addrecci la stelle contrarie. Ah, beh, non. Così, poco dopo, O il fatto che al basta che la luce de stelle le drose e gli entri a chi in te buse e avvegneranno fuori di nuovi colori. Dut chi? Dut cas, perché funziona, tu verrai di là tan d'ogni. E parceva restio di là io? E perché tutto se sbondi diventa invisibile e non tu rischi di perdere i colori, tu verrai di là lassù, al posto migliore. Ti pareva che non era una freolade? così Giacinto, invisibile, alva su per montagne. Bon, a so di botti insom. Ops! Oh no, mi è sbrissate! Sta qui Giacinto, li hai chiappate io o so chi? Fidri! Voglio che te le tiri! Chiappate! E cumò tornin a metti colors! Vive brav, tu gliela fatte! Duchi colors a son tornas? Tu sei stato bravo, Giacinto. Cumò fevelin dal nostro viaggio per tornare a chiesa? Sicuro? Come che le due sistemate o podin tornare a far partire il missile? All'estate, un gran placer conosciti, piccolo amico. Anche per me. Come senza la forza di gravità contraria che di prima non sta... Ma bon, Fidri, ho i piedi già capito. Sato una roba, Giacinto. Secondo me, la storia con Faramir a noi è finita. Di tu? Magari si vedrà anche mo sul pianeta Eldar. E queste sarà un'altra avventura. Fine.
dopo se e quando sarà voglio vedere il risultato, eh. Non la registrerà. Sì, no, le bene. Stia poi? Che il video chi ha le un'evore particolari. Al NASD, Avventure Spaziali, un me fumetto che mi ha dato una grandissima soddisfazione, che divice il concorso letterale di San Simon, edizione del 2020. Al NAS come un regalo per l'asilo che al tempo che volte avevano i miei fros Nicolò e Mattia. Alle basate sui personaggi di Fidri, alchimista inventore, e il suo grande amico, il Sbilz Giacinto, che in realtà sono stati inventati dagli mestris per finalità didattiche. Tal falu mi ha dato una grandissima mano Elena, aiutarmi a pitturarlo, e l'associazione culturale Lidris Furlanis di Talmasons, e loro mi hanno dato una grandissima mano per quel che riguarda le grafie corrette delle lingue furlane. E il volume si può chiatarlo in chiamotto le pubblicazioni delle società filologiche furlane, e dentro i chiatai senti la biele opere di Gio Di Qual e Gio De Luca, da titolo La stravagante maniera chiattate fura Udin per risolvere il problema dei spedienti. Mandi a Mis dai TNF.